Qui siamo sul treno Express e stiamo arrivando a Medaimate o qualche cosa simile. Effettivamente non si ferma in quasi nessuna fermata perché è Express super veloce. E guardiamo un po' che cosa ci sarà a Medaimate. Prendo la sapone, non so se li volete, avete bisogno, ve li spedisco. Anche il sapone fa sempre comodo. Sembra quasi di essere in una baraccopoli, ma qui è un po' meglio. Se volete una casa, qui c'hanno il numero, c'hanno tutto. Vi telefonate e a promozione regalo. A 500.000 euro. Ragazzi, non c'è niente da vedere. Ma proprio nulla. La gente aspetta. C'è un cartello, c'è scritto Riuscire. Qui è una delle zone più povere che esistano in Giappone. Sì, sì, sicuramente. Se riuscite a vedere anche dentro il treno siete bravi, a me non mi riesce. E siamo arrivati a questa benedetta stazione. Qui si farà mai a Medaimate, che escono milioni di persone. Oh. Chi lo sa? Ragazzi, non si sa, seguiamo il flusso. Vi porto con me, vi porto. Se voi venite dietro a me, dite dai, poi se poi dove si finisce. Sembra essere una cifra, dai, tutto per bene. Ah, perché c'è le scale mobili, se no. Io voglio qualsiasi spazio.
almeno fa un po' di moto. Girls bar, guardate il bar delle ragazze lassù. Se volete fare qualche conoscenza particolare. Ora io ho sbagliato assolutamente, perché qui si pigliano un altro treno, che ce lo sapevo io ragazzi, ma io non voglio fare un altro treno, ma io voglio uscire qui e là niente, già torno su. Le scale mobili. Io voglio andare nelle città grandi e poi dopo non so dove non ci metto un anno e andare. Ragazzi, questo deve fare. Boh. Questo è giugno. Che ritornezzo. Perché ora sono scesi quest'altro. Un po' di gente. Adesso c'è la palestra. Come corrono. Perché uno paga anche per fare le scale. Palestra. Qua abbiamo un altro gente da vedere. Anche questo scale mobile su scale mobile. Ci vediamo al prossimo video.